Buonasera e benvenuti al Pala De Angelis di Santa Marinella, dove i padroni di casa delle TD Santa Marinella, quinti in maglia gialla alla destra dei vostri monitor, provano ad assaltare la posizione della formazione ospite degli anni nuovi Ciampino, maglia blu alla sinistra dei vostri monitor, invece terza in classifica. Il calcio d'inizio della nona giornata girone A di Serie C1 lo darà il TD Santa Marinella. Palla dietro e poi destro altissimo sulla traversa, pochissime occasioni in questi primi minuti di gara e fase di studio che sembra perdurare. Si va da Cannata, costretto a rientrare, Davide carica il destro, Sibila alla destra del palo, difeso da Arruano, pericolo corso in questo caso dal TD Santa Marinella. Ha fatto invece il suo ingresso Cerotta al posto dell'infortunato, speriamo momentaneamente Tangini. Tapia scambia subito con un compagno. Non va lontanissimo dalla rete del vantaggio, davvero bello 1-2, appena entrato Tapia. Battuto velocemente, appoggio a Piovesan! In due tocchi dalla punizione battuta velocemente, il TD Santa Marinella trova il proprio centravanti, sin qui abbandonato solo in area di rigore, abbandonato anche in questo caso, ma dalla difesa avversaria, fa 1-0. Palla allargata su Cerotta, stavolta col destro Cerotta, spizzica addirittura forse l'incrocio dei pali. Anni nuovi Ciampino che sicuramente guadagna peso offensivo con l'ingresso di Tapia e Cottichini. Hanno creato poco i ragazzi di Vittorio dalle parti di Arruano in questo primo tempo. Barone con la punta, opposizione coraggiosa di Piovesan e poi viene sdraiato a terra da Barone e l'arbitro arriva con un sacrosanto cartellino giallo in mano. Barone al contropiede guidato da Tapia in 3 contro 1, Tapia appoggia Barone che colpisce un palo clamoroso, poi forse fallo subito dalle TD Santa Marinella. Si appoggia da Fattori, Tangini vuole la palla di ritorno, scava un campanile che Piovesan accomoda per Fattori. Questa è una super azione delle TD Santa Marinella. Piovesan prima segna, poi fa un grande assist per Fattori che scarica in porta il 2-0, il TD che soffre ma segna il raddoppio poco prima della fine del primo tempo. Barone sul punto di battuta. Ecco Barone. Parte Barone, la palla passa direttamente in porta, non sappiamo nemmeno se Arruano l'abbia vista in questo caso, ma vale comunque. E l'1-2 dell'anni nuovi Ciampino che accorcia le distanze. Covelluzzi da Sebastianelli, ora l'inerzia dalla parte dell'anni nuovi Ciampino. Sebastianelli infatti va vicinissimo al 2-2 con un grande 1-2 chiuso con un compagno. Va in Mordino, si stacca Re Davide, l'appoggio invece per Cannata, prova a liberarsi Cannata, posizione convincente stavolta di Tangini che rimane però lì in Mordino, servito in area, miracolo di Arruano che mette il corpo con coraggio. Se la fa restituire e poi va d'esterno da Piovesan che con un tacco illumina a sinistra, una super conclusione da parte di Fattori, gran tacco qui di Piovesan davvero però. Recuperare poi in qualche modo sulla banda sinistra quelli del TD Santa Marinella, la sovrapposizione buona di Fattori che scava, una palla che sfiora il 3-1 per i padroni di casa. A terra Piovesan, l'azione prosegue, a sinistra è uscito dalla porta Sebastiani che è costretto a superarsi con i piedi qui. Ecco Barone, destro che passa ancora, Arruano a differenza del primo tempo, stavolta mette le mani. Tutto sommato ci aveva fatto divertire, Tangini ha toccato durissimo qui da Barone, rimane nei pressi, il fallo c'è, immaginiamo anche il cartellino che arriva in questo istante, è il secondo per Barone, cartellino rosso per il numero 10. Cerotta attendono l'errore in piazzamento dell'anni nuovi Ciampino e costringono qui all'intervento con i pugni Sebastiani. Cerotta, Piovesan, Sebastiani ci mette ancora le mani, ma stavolta con molta difficoltà in più, gran parata del portiere dell'anni nuovi. Frusciante trova il corridoio giusto, non fosse per un ottimo intervento di Sebastianelli e poi Frusciante commette il sesto fallo e ora sarà tiro libero per gli ospiti. E ora in Mordino contro Arruano. In Mordino, ipnotizzato da Arruano, piazza fuori malamente. Piovesan, rimane in piedi Sebastianelli, Piovesan la raccoglie, Cerotta non arriva in tempo, ma Piovesan torna sul pallone, fa tutto Marziano Piovesan, recupera palla e indica il numero 9, quello del top player di questo match. Palla all'incrocio, 3-1, TD Santa Marinella.
e dal possibile pari sul tiro libero. Alla palla all'incrocio dei pali di Piovesan, che sembra condannare definitivamente l'Anni Nuovi Ciampino. Cottichini, tiro di sinistro, Covelluzzi cede a Ruanno con un po' di fortuna e poi col gran coraggio di Tangini. Sebastianelli e cartellino rosso all'improvviso per Sebastianelli, che poi va a dire qualcosa alla panchina avversaria. Tangini lo allontana. Brutto episodio per il numero 5. Non c'è più tempo. Il triplice fischio del direttore di gara ci dice che il TD Santa Marinella, trascinata da un provvidenziale Marziano Piovesan fuori categoria, va a battere 3-1 l'Anni Nuovi Ciampino e lo supera in classifica in terza posizione.